buonasera amici! Bentornati in 17ª edizione di Che Novità su Teleportore! Incredibili. Ma sono fiammiato, ho visto a prima free lunedì sera! Infatti hai detto, TRT. Come no, TRT prima No, free? TRT. Conservatore Minatti! Era lui. Lascia perdere. Comunque, cari amici, 3 settimane fa, chi quattro Marsuglia che sta intervistando ha parlato di un certo Risto Tour. Sì. E cos'è? Roba per pochi intimi. Ma sono curioso, Ma spalla mina, motori, bayon, macchine. Cioè? Guarda il servizio. Servizio! Buonasera, signor Ignoto. Buonasera, sì, buonasera a tutti quanti. Siamo qui con il fondatore del famigerato Risto Tour, che per motivi che sa neanche lui e vuole restare anonimo. Ma che cos'è il Risto Tour? Ma è facile. Siamo un gruppo d'amici e scattiamo una volta a settimana per andare a mangiare all'ora a pranzo. Menù a prezzo fisso e alla fine abbiamo il voto. A chi la fa da mangiare bene, a chi ne un bello. A chi la fa da mangiare male, a chi ne un brutto. Ma quando è nato il Risto Tour? Ciao, sarà quasi 2 anni e un po' andiamo avanti. È una roba seria questa qui. Ma comunque per tutto il resto di notizie e di informazioni andi dal nostro general manager Andrea Pregnoliato. Ciao a tutti intanto. Ciao. Allora in linea il nostro collega Crive, che è proprio là con il general manager. Vai Crive! Signori, udite, siamo in presenza di Andrea Pregnoliato, il cofondatore e general manager del Risto Tour. Ma ci spieghi un po' come funziona la sua carica? Niente, io sono incaricato di tenere i voti del Risto Tour e ogni volta che pranziamo fuori ogni membro del Risto dà il suo voto personale. E io C'è una classifica, insomma. Sì, c'è una classifica, ho un foglio Excel e dopo c'è una media e ogni ristorante ha la sua media, c'è il peggiore e il migliore ristorante. Chissà chi sarà il migliore e il peggiore. Ma Savati è distratta? Ma ti passa distratta? Si è da Sabo che ti è distratta, sei da far Sabo, dove eri tu? Savo, a proposito, distratta, mie parente a ora d'aperitivo, siamo dai nosi, è il camello. Esageri noi. Pure sa gente è tal bordello. Ma vediamo il servizio. Dai che guardiamo. Oh, vai a sacca. Sempre bella. Sempre bella. Ma sai chi nosi? Ma porca mia, vedere. Sì. Vedo, fa la musica qua. Come? Ma che di frega, suona qua. Cos'è, un concerto? Live, ma certo. Dai. Ehi, distratta questi qua. Ciao ragazzi, Ciao Fiori. Presentevi al nostro pubblico adesso. Ciao amici di Teleportole, noi siamo in Distratta, stasera suoniamo qui i Nosi di Camello e presentiamo il nostro disco questa sera in anteprima. Ce l'abbiamo casualmente qui. Casualmente tira fuori, eccolo qua. Eccolo, Es che vive. È il primo CD. Il nostro primo album. Il primo 10 album. pezzi. Oh! La boffia! Fermati, ho bisogno di sapere di che senso da carica ti è! Mi? Sì! Mia so ton ascendente maionese. Vabbè, ma mia voi è un esperto che parla di sta roba! Oroscopiaggio. Dimmi, oh figliolo, Altomante, sono triste! perché sei triste? Oh, che ho perso i miei poteri! Scegli un piogio. Ai, figliolo, qua c'è un'infezione. Cioè?
Cioè anche un dented can che di un marsasse, bisogna che vai da un dentista, ma da un bravo. Aia! Aia! Dai, Aia! È sicuro quello che devi fare? sì, da sono sicuro. Allora, qua ancora per vinto. Ma io ho vinto te, gancito. Sì, sta meglio. Cari amici, mi pare che l'oroscopo dica che il segno di sto mese è il Capricorno, quindi andiamo a vedere. Ci troviamo con Fabrizio. Che segno zodiacale è? Io sono del Capricorno. E come è andato finora il 2016? Il 2016 fino adesso è andato discretamente, diciamo così, se va avanti così si pensa di andare bene, diciamo. Beh, ma ascolta, ma quanti fai dato? A 4, perché Sermina? Ah, no. A Svede. A Svede. Un saluto all'oroscopo Pioccio. Ciao! E a lui, ciao! Oroscopo, ciao, Pioccio! Un saluto a te, Portocollo! Orso Pioccio! Orso Pioccio! Dimmi. Ma io ti imbriaco? Oh no, sono stufo. Vuoi andare in spiaggia? In spiaggia? Sì, manca l'acqua salsa. Ciao a tutti, a presto. Buona, secondo un fiato. Avevo proprio voglia di vedere il frullatone. No, Cosa no? A te che guardiamo il frullatone. no. Perché non sa che è adesso? Flash News. Enrica Zanellato, 44enne di Boccasette, trionfa a Rosolina nelle selezioni della nuova edizione di Miss Mamma Italiana. L'Ipsia di Portotoglie ha commemorato il 50° anniversario delle alluvioni avvenute nel nostro comune sabato scorso presso la Sala della Musica. I giornalisti di Teleportoglie sono volati in Inghilterra, più precisamente all'Leicester, per intervistare Claudio The King Ranieri, tecnico campione d'Inghilterra. Seguiteci sabato su Telesportoglie per vedere com'è andata. La notte di fuoco fa il pieno in 40.000 a Rosolina sabato per i fuochi d'artificio. A Rosolina? Ma cosa c'entra Rosolina? Ah, sono a vedere, sta bene. Che pensi? Vabbè. Ciao. Ma cosa sta valigetta? Ma sì. Ma dai, mi sapere cosa vede. Ma poi è fregatene. il frullatone. La prossima settimana. E adesso? State a casa. Perché? Fine. Perché basta. E chiuso. ora è il momento dei saluti. Ragazzi, colgo l'occasione per salutare i nostri amici del Piemonte, gli amici, i fan di Gorino, dove io lavoro, tutti i fan club. e Silvio, Vabbè, saluto anche Silvio. dietro le quinte. Cari amici, Ma grazie. soprattutto ricordate di cliccare mi piace alla pagina Facebook di Teleportoglie, condividete i nostri video e siamo anche su YouTube. E vai, alla prossima settimana. Hashtag per voi. Piemonte. Ciao. Pizza! Cosa fatti? Ma so in giro chi? Igolena, Golena, che ti sei in piazza. Che piazza è questa? Garibaldi, Bravo. Pietro Garibaldi. Pietro. Giovanni, no.